Penultima giornata di campionato per la prima categoria B. Una partita fondamentale, quella tra Cogoleto e Marassi. Per disputare i playoff c'è posto per una sola. La parola d'ordine è vincere, non ci si può accontentare di un pareggio. Fin dai primi minuti perciò le due squadre danno il meglio di sé, nonostante in campo ci sia un avversario in più, la pioggia. Al 22esimo Bianchi da centrocampo trova un passaggio favorevole per un compagno che la fa rimbalzare in aria ai piedi di Testi, un faccia a faccia con Parodi che per un attimo illude gli spalti. 31esimo il Marassi attacca senza tregua, ottimo il passaggio di Albreo per Bartolucci che cerca Caglietta ma il piede di Tagliabue allontana il pericolo. 4 minuti dopo un bel calcio d'angolo di Bianchi, vanificato però dal pugno di Parodi. Ancora al 37esimo il Cogoleto in area avversaria, tiro di Perasso respinto dalla difesa, ci riprova Paini da sinistra che prova a passarla da Monte ma tutto sembra perduto. Ecco che però si inserisce Testi che infila il pallone in rete, gol impeccabile che chiude questo primo tempo. Ma il secondo tempo è ancora molto lungo e il Marassi potrebbe ancora rimontare. Siamo solo al terzo minuto e Caglietta in area, dribbla un difensore ma il fallo di Paini gli impedisce di concludere l'azione. Il fischio dell'arbitro sentenzia il rigore, lo batte Caglietta ma ecco il tuffo di Mancuso che anticipa il pallone e copre il palo sinistro. Il Cogoleto deve provare a segnare dopo aver sventato il pericolo e l'occasione arriva per Bianchi 4 minuti dopo. Ottima posizione ma palo, peccato. Non c'è un attimo di tregua, all'11esimo Carretta potrebbe rimediare a prima, batte un bel calcio di punizione ma Mancuso non lascia passare nemmeno questa. Fiato sospeso fino agli ultimi 5 minuti di recupero e nonostante i crampi entrambe le compagini si impegnano fino all'ultimo e proprio all'ultimo 46esimo è a rigore per un fallo di mano, oggetto di proteste da parte degli spalti, ma l'arbitro ha deciso, ancora a dischetto per gli ospiti. Questa volta ci prova il Breu. Tira ma formidabile Mancuso che ancora una volta ci regala grandi emozioni e porta il Cogoleto in finale playoff. Per il Cogoleto dunque non finisce qui, lo aspetta infatti dopo questa vittoria meritata ma sofferta la finale playout.